ringrazio della domanda. La risposta sarebbe solo una: rivoluzione. Non c'è altro da fare. Però voglio aggiungere qualcos'altro. Voglio aggiungere, perché è facile dare una risposta a una domanda. Noi siamo qui in Italia così, io ho 4 figli. L'altro giorno mi hanno portato via l'azienda, il 29 ottobre dovrebbero venire a sequestrarmi e a cacciarla via. Quindi vedi, io ho 4 figli, quindi c'è quella sensazione, ma non è perché siamo tutti uguali, Allora, io credo che una delle cose principali da fare, bisogna avere il coraggio di farlo, comunque di imporlo. Uno è stampare immediatamente moneta. Immediatamente deve stampare moneta, rifinanziare tutti i settori strategici, rifinanziare con una banca del popolo, rifinanziare subito tutte le imprenditorie, bloccare i soldi che erano dati a interessi zero o quantomeno sopra l'inflazione, vediamo, bloccare subito qualsiasi tipo di esecuzione per un tot d'anni. Voglio avere il coraggio di dirlo, perché non stiamo facendo altro che salvare il nostro paese. Non facciamo un piacere a qualcuno, a un commerciante, a un imprenditore o un agricoltore, stiamo rimettendo in conto al paese. Questa cosa, volente o nolente, va fatta subito, subito. Queste sono le prime cose che vanno fatte. Qualsiasi forza politica che sarà espressione del popolo, pulita, che andrà lì queste cose firmerà davanti al popolo che ha fatto la rivoluzione questi impegni, altrimenti saranno problemi loro. Io sono di origine veneta, i miei genitori erano di Giazza, Verona, però ho parlato il dialetto della Latina, che la Latina parla molto bene, ma ci sono le montagne che hanno il dialetto. Beh, se cosa gli dobbiamo far arrivare a questa gente? La vermenata! Gli deve arrivare la vermenata! La vermenata gli deve arrivare a questa gente! Per tutta la vita! Cos'è? Pensate voi che può essere! Ognuno ti faccia una propria idea e vede quello che può essere. Qualcosa di buono non è. Ecco perché la signora ha fatto una domanda intelligente. Dobbiamo avere coraggio di queste cose. Il paese va rimesso in condizioni e lo si può fare solo in maniera sovrana, stampando moneta sovrana a credito, non a debito come questa vergogna dell'euro, a credito. Il debito è del popolo e basta. Questo non è da detto, perché attenzione, non date retta a questi figli del trocchio di economisti del sistema, non ti può uscire dall'euro, è una tragedia. Tornate 10 anni indietro, 15 anni indietro, non c'era la lira, 15 anni fa stavamo peggio di molto. Avevamo questi problemi? C'era qualche settore che stava in difficoltà? Sì, può darsi, però non erano queste difficoltà, non erano le mie, non erano le sue, non erano le vostre, non erano le nostre. Ecco, quindi non diamo retta a questa gentaglia, un paese sovrano deve avere la sua sovranità e deve essere, e qualsiasi moneta deve essere resa a credito. Io vi faccio un esempio semplice. A me la cosa che mi dà fastidio veramente su questo è che come si è permesso a 4 finanzieri, io non so, guardate, io non voglio fare ideologia, però abbiamo avuto molti partiti dove hanno preso, io magari anche prima questi partiti erano più veri, non lo so, però prendevo in esempio alcuni aspetti importanti. Ma come si può permettere a 4 finanzieri privati di stampare moneta ed emetterla a debito e di ingrassarsi, di diventare ricchi, di suicidare, di distruggere popoli? Come si può permettere questo? Io vi faccio un esempio semplice, guardate questo esempio, e a più grandi economisti che gli ho fatto 10 volte in diretta non mi hanno mai risposto. Tagliamolo, quando mai se lo guarda. Io sono padre, ho 4 figli, però ne prendo 2. Una mia figlia mi dice: papà, ne voglio fare la casa, prestami i soldi, e gli do 10 milioni, non voglio più euro di lire, mi piace di più, gli do 10 milioni di lire per fare la casa. L'altra figlia cosa fa? Magari che ha lavorato, che si impegna di più, c'ha 8 milioni, va alla banca e si fa da 2 milioni. Quindi io non gli do niente all'altra figlia, perché ce l'aveva, ha lavorato, se l'è meritato, oppure gli do 8 milioni io, però 2 milioni si deve prendere alla banca. La prima figlia non riesce a darmi tutti i soldi indietro, dopo 5 anni mi ha dato magari 9 milioni e uno non me lo può dare. Cosa faccio?
faccio io da padre? La porto via, la sbatto fuori di casa? No, questo è lo Stato. Quell'altra figlia, se non riesce a dare 200.000 lire, ha dato 2 milioni e 800 lire alla banca, non gli fa dare 200.000 lire. Cosa fa la banca? Lo sapete tutti cosa fa? Ecco la differenza tra moneta a credito e moneta a debito. Questa è la differenza. Questa è la differenza. E tutti quelli che si sentono, tra virgolette, sicuri. Ma io pago le tasse, io ho soldi. A questa gente io ve lo chiedo con il cuore, prendete e fateci leggere il MES. Glielo dovete far leggere. Ma lo sapete quello che è? Perché questi li processiamo e li processiamo di brutto. Ma non è propaganda elettorale, noi siamo mica un partito, c'è scritto lì, lui lo leggerà. Lo sapete che cos'è il MES? Cosa dice il MES? Lo sapete? Intanto non date retta a quello che vi dico io perché grazie che vi sto mentendo, andate a formare. Però io lo sintetizzo, e poi vedete se sto dicendo una cazzata, quindi questo è cazzarone, oppure sto dicendo la verità. Il MES dice, e vi invito a ricordare le parole del figlio del Trocchia De Draghi 20 giorni fa. Contro l'Italia possiamo fare azioni non convenzionali. Ricordatevi questa frase di Draghi. L'Italia, noi come BCE potremmo fare azioni non convenzionali. Attenzione! E dopo una settimana è uscita una frase sui siti delle polizie e delle forze dell'ordine che volevano scioperare, mai successo nella storia perché sono a disagio. Ma voi pensate che l'hanno detto per un problema economico? Di quello che ha detto Draghi, capite bene quello che ha detto Draghi e analizzate bene la risposta delle forze dell'ordine, forse uniche istituzioni che veramente credono ancora al concetto e rispetto alla Costituzione, per quanti loro possono mai fare. Allora voglio dirvi il MES. Il MES, questo meccanismo economico di stabilità firmato, sapete cosa prevede? Allora, l'Italia deve dare i primi 50 miliardi, mi sembra, del fiscal compact, giusto? Mi sbaglio, non so se 50, 45, non mi ricordo, comunque una cifra del genere, li deve dare entro il 2014. L'Italia, io parlo solo di quest'anno, non lasciamo perché ogni anno dobbiamo dare, io parlo solo di quest'anno. L'Italia non riesce a darli. E che succede? Che mi frega a me? Io ho casa mia, ho le mie proprietà, ho il mio bar, la mia terra, che cacchio mi frega a me? Ho pagato l'ICI, l'IMU, le tasse, che mi porta a me? Caro mio, nel MES c'è scritto che si possono fare azioni non convenzionali, che per questo motivo, per pagare un debito, possono venire a prenderti la tua casa, che tu non hai nessun debito con nessuno, i tuoi beni, il tuo conto corrente e da pagare il debito. C'è scritto lì, degli usurpatori contro la nostra Costituzione hanno firmato questi accordi. Ricordatelo, fatelo leggere la gente, questo passa avanti a 10 rivoluzioni. E un'altra cosa, e coloro che agiscono, coloro che l'hanno firmato, in questo accordo sono immuni da tutto, cioè se vengono qui, chi l'ha firmato? Andate a vedere chi l'ha firmato, se viene uno di quelli qui, prende un migra qui e ci ammazza tutti, nessun giudice può condannarlo e processarlo. Sì, no, ma noi non abbiamo firmato, ecco perché questi altri accordi vanno tolti, cancellati. Se il popolo italiano decide che può far schiaffo, lo decide al popolo, ma prima dobbiamo decidere noi. Questo è il MES. No, te ne vengo tutto, te ne vai, te la sera alla mattina, non è più casa tua, non è più la tua. C'è scritto lì sopra, andate a leggere, noi abbiamo fatto una propaganda enorme con il MES. E nessun giornale di Stato, questa perché pure questi devono pagare, ha mai detto al popolo dove stanno le cose. Internet ce l'avete tutti, andate a leggere quei documenti. Vi prego, fate attenzione. Pensate alle parole di Draghi, azioni non convenzionali, e pensate alla reazione delle forze dell'ordine e delle forze armate. Qualcosa sta cambiando, i tempi sono maturi. Avete capito questo? Pensate a quelle parole, perché non ce l'hanno i soldi per pagare, perché qua succede finimondo, quindi dovranno fare queste azioni. E pensate alla reazione. Quindi i tempi sono maturi. Io credo che ci daranno loro la possibilità di cacciarli via. Noi ci stiamo organizzando, ma credo che faranno loro perché sono costretti a farlo. Quindi se c'è qualche altra domanda?